Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per la 18ª giornata in Serie B-Win allo stadio Armando Picchi, il Livorno riceve il lanciatissimo Verona, reduce da 7 vittorie consecutive, compresa quella che ha regalato agli scaligeri martedì sera la qualificazione in Team K a spese del Parma. La Bronici invece in un momento di difficoltà, un solo punto negli ultimi 3 turni e gli stop con Ascoli e Torino nelle ultime 3 gare da riscattare. L'arbitro del match è il signor Velotto di Grosseto. Novellino lascia Dionisi in panchina, Paulinho è l'unica punta di ruolo al centro dell'attacco del Verona. Torna invece Ferrari, partono forte gli scaligeri. Gomez, palla dentro per Ferrari, il tacco in area con Lucci che rinvia, anticipando Gomez che non segue l'azione come Ferrari avrebbe voluto, e il numero 9 del Verona se ne lamenta con il compagno. Dalla parte opposta Lucci, il colpo di testa di Paulinho che chiama Rafael ad una non facile parata proprio sulla linea di porta. In piedi Novellino, vede una reazione dei suoi, la botta di Filcor, in qualche maniera Rafael riesce a respingere una palla insidiosa. Siamo al 37esimo, si lotta a centrocampo, c'è questo intervento di Schiattarella su Ferrari per Velotto, è rosso diretto, decisione ineccepibile, bruttissimo il fallo con il piede destro alto di Schiattarella su Ferrari. Il Livorno rimane in 10, il Verona prova subito ad approfittarne, da Taxidis a Ferrari, palla dentro per Alfredson, un po' pigro il passaggio di Ferrari e l'islandese è costretto a commettere fallo. Il Verona si mangia una grande occasione per andare in vantaggio e Rafael dalla parte opposta deve opporsi così a questa bordata su punizione di Paulinho, decisamente il più attivo dei suoi. 45esimo, colpo di testa di Taxidis su punizione di Jorginho. Bardi mette il pallone nel calcio d'angolo, salta, abbatte, spunta il greco alle sue spalle impegnando Bardi. 47esimo, il colpo di testa di Taxidis si trasforma in un assist per Maietta che porta in vantaggio il Verona al Picchi. Maietta va a esultare proprio sotto lo spicchio della curva dell'Ardenza, occupato dai sostenitori scaligeri. Per il difensore gialloblu numero 22 è il secondo gol in questa edizione della Serie B-Win. Inizio ripresa dentro Dionisi per Novellino, al posto di Bigazzi, un cambio anche per il Verona. Malconcio Ferrari lascia spazio all'austriaco Pickelman. Si parte con la ripresa, il Livorno deve recuperare ma anche un uomo in meno. Intanto comincia pure a piovere, Novellino non se ne cura, l'errore di Remedi che lancia Gomez, il passaggio per Pickelman. Bardi interviene a sventare la minaccia e poi chiama i compagni alla reazione. Siamo alla 58esima, ancora Verona in avanti, lo slalom di Gomez scatenato, chiama palla Alfredson, il passaggio illuminante per Jorginho e solo il giovane brasiliano. Nulla da fare per Bardi. Livorno 0, Verona 2, gli uomini di Mandorlini sono padroni del match. 2 gol e un uomo di vantaggio anche per Jorginho. È il secondo gol in questa Serie B-Win. Entra Russotto, vuole dare una scossa ai suoi, il cross deviato, palla sul palo. C'è anche un palo colpito con questo tiro sporco da parte di Dionisi, tutto in pochissimi minuti, così come questa botta dalla distanza sempre di Russotto che Rafael mette in angolo sotto lo sguardo perplesso del presidente del Livorno Spinelli. Gomez di testa, poi si divora il 3-0 su assist di Pickelman. 84esimo, brutto fallo di Knežević su Scaglia e anche in questa circostanza per Velotto è rosso diretto. Il Livorno finisce addirittura in 9, terza sconfitta consecutiva per i Labronici, 7° successo di fila per il Verona.